Allora, dopo 20 anni che ci conosciamo, il minimo che possiamo fare è chiamarvi amici, ce lo concedete? Come avete visto sono già passati 20 anni, dalla prima volta in cui i Sanfilippani hanno deciso di passare un sabato sera alternativo, divertendosi e facendovi divertire. Il video che avete appena visto abbiamo deciso di crearlo appunto prima per ringraziare tutti i ragazzi che pian piano si sono avvicendati sul parco e poi per rivivere un po' i momenti belli che sono passati. Per questo ringraziamo Nicola Lanaia che ha creato anche questa sera vogliamo ringraziarvi per il supporto e l'affetto che cercheremo di ricambiarvi donandovi e donandoci qualche ora di spensieratezza e di allegria. Non dimentichiamo però che ciò che ci rende allegri, gioiosi e pieni di entusiasmo è il credo in colui senza il quale non possiamo fare nulla, Gesù, fonte vera della nostra letizia. La commedia che vedete stasera è incentrata su un moderno strumento di comunicazione. Noi giovani lo amiamo e diciamo la verità, lo strausiamo. Voi adulti, un po' meno. Molte volte vi abbiamo sentito dire caposo questo maledetto cellulare. Eh sì, ammettiamolo, la tecnologia non è per tutti, ma proprio questo manderà in confusione il protagonista, il povero Jacopo, che cercherà in ogni modo di andare avanti con i tempi, ma per lui sarà un'impresa ardua. Io vi auguro buona serata e vi chiedo due cose: studiate sto maledetto cellulare e divertitevi. Ma se può sapere come pronuncia? È mai possibile capire? Come su che fare io non capisco? Dico, è mai possibile capire scrivere queste quattro parole a studiare manco non hai un'ata di zappare e rischio magari di ir a finire da manicomio. Da solo chi se ne manca? Chi cosa? Un telefonino? Un telefonino, sì! Di finire un manicomio! Minchioni? A virgola! Perché mi runa un punto interrogativo? Ma tu sei sicuro che ammacchi è giusto? Ma, dico, è possibile che non vedi manco che tu ammacchi? Ma mettete l'occhiale, no? Sì, io per ogni cosa che mi sta a fare, ma a mettere l'occhiale a posto se serve. Scrivo peggio e mi compare meglio. Ho fatto popolare nell'aria su cose. Ti l'avevo detto io, lasciamo un telefono di casa, ma tu no. E si paga passare d'abbonamento. I telefonati costano cari e ne siamo una qualigia il contatore fuori. In questa casa ci vuole un figo con un mucchito di una balena. Va. Su. Ma sopra, che poi di sopra? Ma qua. Allora, arriva un tempo di arrivarci a casa di me compare Pedro. E a stura, ma questo pigliato puro, bello caffè. Minchioni. Questa è a virgola, non ho un punto interrogativo. Mungiu a di bene. Ci siamo? Papaio avanti. Continuiamo, sì. E non
appena mungio l'ultima lettera Caia ma mi scompara per bene mezzo, ma mi scompara un po' di mezzo. Ma quando ho lancia sto cosa. Ma dimmi una cosa, ma tu come scrivi? Si può sapere come scrivi? Come puoi scrivere? Chi manda? Chi manda? Ma dico, quando scrivi, chi fa? Ti trovi? Veramente no. Ah, no. E allora invece di abbigliarti, prova a farlo. Vola a una catena. E certo, se non scriva sembra automatico, certe cose le do una giusta. Ma scrivere così. Sempre mezzo. Può essere che cancellare una carica forte. Ma chi è? Prima mi dici ti muovi, ora mi dici a balli. Se può sapere chi caspita hai a fare per scrivere quattro parole. Bestia, garanzia! Io vedi che ti dissi te no! Non ti muovi, ti no! Ti come ti studi garanzia! E no, come i miracoli che mi facessi amare un nozzo di tutti i razzi più giustamente suggerimento facciale! Ti no! E balla! E io ancora ballo! Ma dimmi una cosa! Ma chi è sto tenore? Tornano! Allora, tutti nuovi e cammo un giro tasto per levarlo, perché se no non scrivi buono. A questo un giro tasto per levarlo. Ma senti una cosa, ma io, anziché mungiri, non ci posso usare proprio. Ma chi? Un tasto? Ma che voleva? Un tasto? No, io sicuramente. Tu c'hai un giro scaduto, tu cadesti all'Ikea, io non lo so, ma come ci levavo un tasto? Ma che fai? Giù mi si rompe il fiume. Senti che ti spiego meglio. Senti. Allora, piano. Da lì, da là. Allora, tu, ammaccari, ti nome per levarlo. Ma non per levare un tasto, ce l'ha per levare un tipo di scrittura, capisco? Ma che ti spiegati a fare queste cose? A chi ti fare un romancino, queste cose, la tecnologia non fa pentire. Ancora, e volevo levare un tasto. Dai a tuo figlio piuttosto. Arriva messaggio. Scusami Gianluigi, richiamami perché in questo momento sono indaffarato. Richiamami dopo per favore. Certo! Come sta parlando? Vuoi parlare? Facciamo. Cucui, ciao, ma che bello! Mammina! Attenzione che c'è io fermo! Non preoccupare! Avete sentito? Tra un po' andrò a giocare a tennis. Vi serve qualcosa? Soprattutto tu mamma, vuoi darmi incarico di qualche faccenda? Ma senti una cosa. Sì, bambino bello. Ma per prima. Papà parlare per davvero con cellulare. Certo, così no. A tuo padre ci aveva perso che avevo cominciato a dare i numeri. Solo perché parlavo col telefonino. Scemotto. Guarda, Gianluigi,
Luigi? Sì, dimmi amore. Vieni anche tu. Lo chiami per favore a Oscar? Certo, lo vuoi normale o in viva voce? No, è preferibile in viva voce, così il mio papino bello bello lo capirà meglio. Sì, Giampiero, dimmi. Vieni anche tu a giocare a tennis. Ne avrei volentieri, ma ho tanto da studiare. Bel paccolino. Va bene, allora studia e ci vediamo domani in classe, va bene? Ciao bello. Ciao amore. Grazie Gianluigi. Di che, scusa? È questo ciao amore che non mi piace. Dai, su, gelosone. Dai, Oscar è soltanto un amico. Dimmi una cosa. Ma no, non è non studia la sera. Mi viene umano lo so. E sono ancora convinto di essere smarrinato. Più forti! Giampiero, spiegati che i 10 minuti sono già passati. Sì, vado, amore mio. Ciao papi, ciao mamma. Ciao. Ma senti! Dimenticavo. Gente rotta, amore, scusami, amore mio. C'erano fuori con un amichetto. Ciao, non mi disturbate, non mi chiamate. Ciao, Ma che tu cucui? Oscar o telefonino? Non vuoi dare visto che si chiama? Ma tu il telefonino? Un telefonino. Gianluigi. Gianluigi. Sentista a Gianluigi. E tu non sei buono, ma manco a scrivere 4 parole. Ma che fai? Ah, tu pensavi di ci parlare pure così? Ma tu telefonino? I cosi buoni, vedi caro mio, che si accattano. E chi piccioli pure. Non tu con il telefonino giocato da un dash. Devo rispondere pure. Non c'è. Che te ne c'è? Ah, penso di papà sonazzo. Ora ci rispondo il telefonino. Calorio. Vuoi chiamerci anche me compare c'hai a parlare. C'è calorio. Come vuoi che no, normale che grida. Che grida. Così ce lo faccio sentire per bene anche a mio figlio. Mi minchioni. Ma vai a cattare il telefonino, magari studiare uno quando ma vai a dire a cattare Ti posso dare 5 minuti e 15 anni? Ah! Voglio dichiarare? Ah! Hai la faccia che sta parendo un disperato! Ma vorrei tornare troppo! Ma tagliato come si riduce nuovo per scrivere il messaggio! Ma io dico, ma cosa fai? Tu a sapere che oggi gli stessi figli non seguono lo stesso pensiero che conosce i figli. Perché l'unico pensiero che hanno è passiare, spendere i soldi. E io ho preso tutti sti tondolerie, sti tecnologie di novità. No, invece l'unico pensiero che avevo era che tu devi vedere che cosa sopra, da pignare. Sti cosi non sono fatte per noi. Lo capisci? Tu parli e tu te senti. Ma vai a cattare un mosso. Un mosso. Un mostro tu stai diventando, con sta cavolliera di campo di telefono. Tu stai diventando un mostro. Ma io te l'ho detto. Ma perché non era solo un telefono di casa, che era me? Non era una cosa buona? No, anzi che ha posto a fissazione dei telefonini. E ora verremo cavare. Mamma, papà, ditemi dove volete andare e vi ci porto in 5 minuti. Su, dove, dai? Ma rispondono come fungi sta senta stavo cioè Dai, su, dove volete andare? Senti, figlia mia,
Portateli a cattere stesso moscio quando si sta. Ma nemmeno tu mi credi, vero mamma? Tace! Si vera che tu e tuo frate proprio che fare una vita. Ma non me ne Ma dimmi una cosa. Chi è sto coso che Te l'ho detto, con questo puoi andare ovunque senza correre il rischio di perderti. Ti porta ovunque, anche in Giappone. è tutto proprio giusto per dire un Giappone. Ma poi scusa, ma mi porta ovunque. E come faccio? Mi invito da India. Senta ora, che intelligente, ma come ci invita? Ma casomai che ci vende a cavallo, lì sopra. Non ci mette a cavallo. E un me tengo. Ma forse ci sono i manici, i cordi, la cassaforte per andare a scegliere. Ma raccontarlo alle amiche lo voglio, dico, ma state scherzando, vero? Boh, a me mi sta parendo un conto di cessurti, figliamo. Ma che deve essere? Ma non è che è davvero vero che mi facciano male per lo studio da tazzina. Ma si può sapere che ore sono, per favore? Subito. Sono le 10:32 minuti. Milioni. Mi facciano per davvero male, io sono convinto di essere sbarenato. Senti che fai, figlia mia? Ma fatti la passiata, prima che toppa Giorgi, o perdevo proprio. Mamma, ma con questo nessuno può perdersi, è un GPS, capisci? Un GPK? No, GPT, GPS, un navigatore satellitare che conosce tutto il nostro emisfero. Tu cerchi e lui trova, tu cerchi e lui trova, tu cerchi. Insomma, non capiamo, sono cogenti, ciao! Ma tutto? Certo. E allora significa che non lo sai utilizzare bonus? Ma certo che so adoperarlo. No, lo sai utilizzare. Perché se è vero che tu cerchi e tu trova, morire come tu e tu. E ti direte da Morire come tu e tu frati, se siete ancora senza travaglio. Ma stai scherzando, vero? Questo non cerca lavoro, no? E allora vuol dire che su cose più la news di dia e di tuo frati. Mamma, scusami, ma papà, cosa oggi? Quanto strano! Si sbarina così, Vedi com'è. Buongiorno, salutiamo a tutti. Compare che te vedo. Buongiorno. Compare, ma è la mattinata che cerco di chiamarmi. E ho telefonino e muto come un biscio. Ma Che è successo? Ma come faceva a rispondere? Tagliate! B! Ma che fu? Ci passa un treno di sopra. Tu sai sapere caca. E parla pure, impari. Io perché so film? Tenete. Mi ho visto arrivare una ventina di messaggi, tutti con scritto metro. Ecco male, ma sapete che sta facendo? Tanto importante e ci serve bene. E allora che faccio? Lasciate imbiancare e pure a catterometro. Manco il mio mogliere passaio che voleva essere accompagnata di sua madre che sta male. Allora compare, tenete, che fu? Che è successo per tutta questa premura? Ma una niera fu scherzo e mi faccio solo lasciare tutte cose indisciplinate. No, compari, Lo sapete chi è, compare? Che a vostro compare Jacopo ci pare male dire che un motivo è... Caparrato, ma cosa così grave è? Peggio, compare, peggio. Ma peggio di chi? Peggio di grave. Guarda, non esistono gravi. Più peggio di grave. Più peggio di... Mamma, ma allora papà veramente male sta? Papà, guarda che cosa facciamo?
Io ho un amico, è anche Giampiero, che si chiama Mario e lavora in ospedale e subito arriva con l'ambulanza se vuoi. Ma quale ospedale? Io registro di chiamare un papa. Compare. Io registro di chiamare un papa. Senti che fai, diccelo cantando. Se vedi che ti viene meglio, diccelo cantando. Compare non ci pare, no? Sì, papà, dillo cantando che ti viene meglio. Cantando? E certo, compare, se capite che va bene meglio. A cui che va a chiamare? Io dico cantando. Ma cantare nella mano. Va bene? Sì, va bene. Sì o no? Va bene? A pressinia. Un ritmo. Ma mi volete spiegare che sta succedendo? Di che storia parli? Io non ci ho capito niente. Per favore me lo volete spiegare che cosa sta succedendo? Tu sapisti, figlia mia, tuo nonno sta morendo. Paragozzi, cozzi, cozzi. Io a me, da nessuno acciugare gli anni. Paragozzi, cozzi, cozzi. Non ti siamo figli di tua madre. Paragozzi, cozzi, cozzi. Compare, ma che sono queste cose? Quale vuoi? Mamma, ma che cosa state dicendo? Ma io nonno, io l'ho lasciato di là che stava dormendo però. Compare, ma che tu non me la possiamo chiedere? Perché dovesse raggiungere gli anni? È un metro, scusate, a che vi serve sto metro? Un metro mi serve per la cascia, in misura la cascia. Paragozzi, cozzi, cozzi. Ricorda che devi misurare, ricorda. Paragozzi, cozzi, cozzi. E poi tu capisci pure sta, oh cazzo, che da tu mi sta, cazzo. Paragozzi, vero, paragozzi, Pippolini, prima o dopo, tutti davano a essere. Meschino vostro padre, però non pariva l'ultimo dopo l'ho visto. Usato come senza come ci resta. Anzi, aspettate che la chiamo e scendendo pensiamo che lo parleremo. Venite. Sul telefonino volasso, visto che di chi ne potete fare il chiuso. Scusate adesso che bisogna. Salutiamo. Mamma, ma io voglio capire una cosa però. Me lo volete spiegare che cosa succede? Non ho capito niente. E poi il nonno, che cosa c'entra in tutta questa Tu situazione? spiego, se non avessero inventato i telefonini, figlia mia, tutto che se ne va successo. Tutti. Ci arrivano tutti. E come ufficio ti pare capio. E ora come facciamo? Ah, mia Dalì, anche tu riassi sta bella matassa, e ora scottoria. E no, come pace mischino, ora se c'hai il coraggio, fallo tu, morto. Sì, va bene, non ti preoccupare. Faccio io un morto. Ma voi, dico io, ma che c'entra dentro mischino di mio padre? Capi come ora c'è magari il teramma, poverino, che non sa vaccinare? Ah? Vai. Ma mi spieghi come faceva a dirci la verità? No, vedisti come arrivavo? Tu scandato. Pensa che temmeravo di travagliare per cattare un mezzo e per portare il millo non accompagnò manco a sua moglie all'ospedale. Ma Morici come ci faceva a dire che stava provando a mandare un messaggio. Ah, e così non pensi che è peggiora, no? Ora che arriva tutta gente, ora che arriva un parrino, compare, tu fai un morto per sempre, no? No, non ti preoccupare.
ci diciamo che con corpo e stai fanno a prova. Certo. Ci rivedi, andai giù, ci rivedi, andai giù. Ma tu mi spiego come ci dicevi ai cristiani che sta facendo la prova? Ah, ora si fanno i propri per morire. Ma cosa ci sei da con me? Ah, che stava fatto? Cacava morire per pianere. Ma mi venga un colpo, se non ho capito una parola. Me lo volete spiegare tutti e due che succede? Tutto questo, domani ci lottava comandante. E comunque ti torna e replico. Se non avessero ambientato i telefonini, tutto questo, non era successo, figliolo. Ah, certo, ora sì che l'ho capito. Cioè, ma dico, ma mi spiegate bene prima che impazzisco? E che ce n'è un'altra? Ora ne abbiamo un manicomio privato, personale. E quella che chiamava? Oh, io mi rilevò sul telefonino e mi dissi, per chiamare me basta pigiare. Sì, mi pare che mi disse così, che vorreste dire ammaccare questo bottone. Ma non è che mi spiegò come funziona, ma sì, ammaccare. Telecom Italia Mobile, il cliente da lei chiamato non può rispondere. La Signorina, sbaglio c'è. Se lei non mi passa a me nipoti, che io di parlare più urgentemente, io non chiudo proprio niente. E non avrà che ripetere sempre la stessa camorria. Telecom Italia Mobile, il cliente da lei chiamato non può rispondere. Miglioni, e ci torna. Sindiamo un impegnato. Non è che me ne butto impegnato con lei a fare un munci e non può rispondere. Basta. Oro. C'aveva pure la faccia di buttare, di chiudere un telefonino dalla faccia. Facciamo un numero, va. Ciao nonnino bello! Ciao nonno, sì! Un'ia signorinella! Passimila che c'è delle tue parolette! Nonno, ma che stai dicendo? Ma qui non c'è nessuna signorina! Ora ci parlavo, ora! Finissimo di fare che toccavo a fare, maniata di porci! No, ascolta, non è bene ascoltare le conversazioni degli altri. Tu dici così e va bene, ma la cattolica poi è discorrere. Sì, ora ce lo dico, va bene. Come? Che cosa? Sta scrivendo messaggi? Tutto pace? Ah, non sapevi scrivere i messaggi. E tu non sai che chi è come l'uomo. Più tempo passa e più dura diventa. Tu piuttosto, lasciala perdere da signorinella che ti porta a malestate. Ciao. A signorinella porta a malestate, a nero. Ma magari io ci fosse la signorinella. E c'è un signore nero. A signorinella. No, ma lo sai che mi stai sembrando? La scimmia ammazzata. Scimmia di circo, tu ci sei. Penso di imbroglio. Giorgigliato, Monsignore e Monzetto di Fumere Galanzeale. E Zammore piuttosto, che stanno arrivati i cristiani. Mio padre. No, pace. E come fa a sapere che Cavampone su manco sapere scrivere i messaggi? Ai, figlia mia. Che succede? Ai, bene. A lei. Ai, vivi, vada. No, non si grazie. Stamattina ho chiuso una novità. Hai un dolore nuovo. Opere vecchio. Ai. Me l'hai che portare più da presso come se fosse cosa? Ci vedevate cristiani. Te dove? Vieni a caso, preparate così più tua pagina. Prepariamo i cosi. Vieni a caso. Guarda lì, sposta. Che fa? Amore allora. Che dici prima che amore? Che ti mungi lo stomaco? Che ti stupirò oggi le vedo? O che ti viene la peritoni? Lei, e perché non si mi va da panna e mi lascia un po' quieto. Cazzo, no, ma un auguri. Cerca di calmarti, se no vuol bucato d'ogno. Non vuol bucato. Amorino.
messaggi. Ora che arrivi in paradiso chi ci dice a San Pietro? San Pietro non sa più fare. Su da sopra a fare un giornalista, a San Pietro che ci interessa. E poi lì non si sbarmasse cadando fa con cacciana. Via ad aspettare. Avanti, come a fare? Forza! Ma vestita così! Invece di cantare i tordaci, allora è stato da ognuna. Perché non ti cantavo il video vestitello, pulito, che ora te l'ho messo giovane. E invece tu no, che ti clammo sta fissazione. Ma così, buono, sì. Perché ti gioca si muore che vestite nuovi. Ma così. Allora, giù. Piano. Incominciamo a copriare e a dire un rosario, va bene? Sì. Buona mattina. Tu siediti in capo, Testo fazzoletto, fai finta di giangiri e cacciamo un figlio, tanto Ma io non so recitare però. E poi le mosche, dove sono le mosche? Non ti preoccupare, da ora t'amori, sentono un rastro da morte e se ci possono solo. E perché non da fare lei a prova? Cadando fa quando cacciando se vede. allora questo carenza, come fa? Cioè per capire io come faccio lo scherzo? No. Cominciamo a copriare. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Santa Cecilia. Mamma, ma io mi impressiono però partecipare a questo gioco. E quando sarà vero allora che farai? Avanti, urla, è morto. Tornalo, Santa Cecilia. Ora pro nobis. Ma tu chi c'hai la lingua in mezzo? Avanti, pure tu. Ora però. Già mi stai cominciando a belicare. Chi sta qui a maniera di dire un rosario? Opriamo o parliamo d'altro? E allora apriamo. Santa Rosalia. Ora pro nobis. Santa Vergine Maria di tutti i razzi. Ora pro nobis. Santa Rosa Maria di Licorio. Ora pro nobis. E che c'è avuto? San Girolamo. Ti dissi io, chi ci già sono i muschi con San Girolamo. Santa Venerina. Ora pro nobis. Aiuti mamma. Ora pro nobis. San Filippo e Giacomo. Ora pro nobis. Un barrino. Ora pro nobis. A morire, io vorrei vostro marito. Ma sapete chi è Marino? Si vede con signori, si fece con da voi e invece di chiamare sempre padre e si chiama mio marito. Ma che dici, Porgetta? È un caso! La setta.
E poi pigliò! Chi è come c'è questo introdato con tutto telefono? Arriva! Ho fatto per piazza! Capiva un po' di tempo! Quindi si fissa con questo telefonino! Su curcava notte, sempre appresso! Ah, poi stamattina tutto il tempo a mandare i messaggi che l'aveva gradissimo! Mari! No! La medicina che ha detto chi se più deve lo scherzo! E ora fa pure morto! Ah sì? Aspettate che ci penso io! Capivo che era ora di mungere. Lo sapi che ci dico? Mi sta a fare un culo lei e me ne pute pure. Che vergogna accontaugiame con me! È sicuro che a compare e a commari che in casa nostra non vengono più! Se io fossi in dia, di telefonini non ne volessi sentire più, ma ingasciavo! Ma siccome tu c'hai questa bella faccia di sbronzo, che fosse cosa di pigliarla e sbattere l'andaspico della candela! Tu parli e tu te senti! Oh! Hai pure un coraggio parlare! Dico, ti vuoi stare muta che mi sta fanno confondere. No, vedi che stai mandando un messaggio. Ma, continua. Altro che fare tu, non altro. Tale. Scrivo. Ma mica tu scrivi, macchi e poi cambiano a Topolino. Vedi che io la voglio vedere e sentire a nudo, E su, viene a Caccarone, la pigli. E stava a discutere. No, non ti preoccupare. Ma scrivo vicino e mi compare caffè. Io da tu oggi. Da picchiare non vedevo stato in corpo e tornato. Non c'è il suo piacere. Eccolo, va. Vicino. Caffè. Ma mica tu macchi, manni. E qui arriva a per la sorpresina? No. Giro. Ciao Calorio, dimmi. Chiama Giampiero. Subito. Sì, nonno, dimmi. Oh, finalmente. Sì, una cosa. Dedicata a signorinella non la voglio sentere più. Se no che sto coso capita stuietto da sacchetto da spazzatura. Tu capisti? Tu. E chi? Io Dio. Giro. Giro. Ciao Calorio, dimmi, ma come mai sei così adirato? Chi sti sul cavolo di me? Tu piuttosto chiama Giampiero. Il cliente da lei chiamato non è a momento. Ah sì? Mi metti tu d'accordo? Allora lo sai che ti dico? A così mi devo succedere. Ma che faci? No, non dai alla mia io Questa è la casa dice sì.
Così, tata, pensi. Oh no, sai che dico? Volevo venire su San Natale pure tu. Anzi, no. Sai che ti dico? Vedremo tu, sa volare. Ehi, maleducato incivile! Ah, ma sai, ti ho visto! Ma tu no, che facci? Pensate che vendesta la buona cristiana? E ora, sono bene a Topolino che vuole soddisfazione. Tu torto ci dai, vedi? Sì. No, ci ricevo cacà sul tuo padre. 100.000 una volta. A mamma ce la lasciare stare un niente. Ci ricevo la fosti tu. Casa. Non sono io da banda. Guarda, la cosa. Aspetta, la rosa. Io forza. Te ne passiamo sulla un partito. Giampiero. Questo, ti viene. Ma principale ci disse, porta ste caffè, ti va a comprare Jacopo, poi faccio l'offre non chiedo. Ma come diceva, tu sei tedesco. Ma come diceva? Proprio era così. E mi disse magari di farmi dire ancora quando le volete buttare? A nome, quando sull'auto? Ma l'auge, invitati. Ma Bob, mi sta parendo tu. Ora ti pigli queste cose e ci porta tuo patrone del pesce, per comprare del pesce. Come? Il principale era preoccupato per come parlava a manare l'auto. Ora passiamo e dice, canna vola. E ci torna. Ma barate, sì, barate. Tra sì, ma che cosa dici? Sì, ma non dica che a vicino c'è il congresso, la manifestazione, forse sbaglia sto palazzo. Ma non è che sbagliamo palazzo per davvero. Ci decidi a un suo padrone, a me compare Vincenzo, carnavale, e sti scherzi ci può fare a sto solo. Ora, chi ti vede? Forza! Ma tu non stai capendo niente. Io no. Io manco, io manco. Chi ti vede? Ma io non lo so. Ma chi vuole dire sto scherzo? Ma Conte, ma che ne sa? Barate. Stai parlando un po' raro. Mi sta parlando un Natale Novenelli. Ah, vedi, ma magari un coraggio di buco. Ah, come se io fossi prega, già! Può finire? Quale può finire, signora? Mio marito parla così, di natura, è proprio così. Ah, capito. Mi dici una cosa, ma Uga usciti chi è sto coso? Chi la vista ca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 
tanto. Dicetemi che vi serve, ma così mi spicciamo. Ah, faccio finta magari non capire, ma vero? Avete una faccia di una balla non spiego di una cantunessa. Oh, ci vuole il mano e si leva da fuori. E chi è? Oggi ad ringraziare Dio sto coso che si chiama telefonino non ci arrivava tanta testa a me nipote s'annunga sto telefono serve per scrivere messaggi per
dai, ti mandare i messaggi. Che non ti ci dici, dai? Ma allora, quando oggi che succedeva? A mia, ma continuate qui, amore. Mi sentiste lo scaccio per lanciare su posto da finestra, vero? Ma sì, Ma io, mi pare che non mi viste. Mi viste? sentite un attimo però. Ma come dici coscienza che voi? Certo. Sì, che rumore. Hai ragione. Ora ne vai alla caserma e vedremo a me parola contro la vostra e vedremo quello proprietario di su telefono. Salutiamo. Salutiamo. Avanti. Io ne aveva torto quando ti diceva lasciamo un telefono di casa, ma tu no, c'hai sto girivello proprio cattiva, proprio di fununzia buono. Un telefono di casa? Chi sente dire tutto un'altra? Ah, chi senti dire? Non ti passare i messaggi, i telefonati, i bastonati da comprare peggio. Ora dire magari i telefoni passanti non è vero. Scappa. Quando va, sta casa sta diventando un porto di pellegrinaggio, non ci mettiamo a fuoco, ah, ma sì. Ma Ciao, benissimo, questo avanti a rete. Non c'è bisogno che si ingaggia. E per chi? Perché sta chiarendo il principale e ci spiega tutto cosa. Ma parliamo con Salutiamo comare! Comare, ma non spiegate a me sto discorso del caffè. Perché voglio sapere, anzi, chi caffè? Facciamo servizio a domicilio. E quindi quando arriva la chiamata, subito mandami i picciotti. Lo sapete o no? Sì. Siccome lei mi ha mandato una centinaia di messaggi, dissi, aspetta ancora, forse mi compare peggio, se compare aspettate. E allora feci mandare i primi. Ma non è che ora non c'è nudo, che mi fate fare la fine non compare peggio. No, perché lo sapete, con me non si scherza su queste cose. E allora, che dici? no, lo sapete chi è, compadre? Che io e mio marito abbiamo aiutato, che aiutiamo a fare la scommessa. Io ci dico, ma posa su telefono! E tu mi dici, devo scommettere in caffè che non a posto! No, scommettete! A forza di scommettere! Oh, io li intendo fare tutti pari, uno per uno sti caffè, perché per dire io. Però, a persuadere a sta compagna a bere selle tutte pari, perché E allora facciamo una cosa. Compare si vive ora, chiste e subito. E io vi prometto che non ne faccio più. Io lei mi paga solo chiste. Sì. Però ve la da per ora. Che dici? Per me è buono. Per lei è buono? Per lei? Tutti. Non cominciate! Se non che comincia a fare caffè fino a quando non può immaginare. E va bene. Ah, boh, e andiamo e cominciamo con chiste. Perché ci sono pure l'auge. Allora non l'ha attaccato proprio. Ci sono chiste e da oggi si direvite ora. Se non direvite ne faccio un altro 100. Ora lo capisci oppure no? Io capivo. Però, compare. Io mi vivo tutti questi caffè. Non posso parlare. Poi ti vendo Sciamonito. Ma io c'è il giurista di fare la scommessa. Avanti. E ora andiamone, potremmo uscirci. Va bene. Datemi un attimo. Venite qua. Compare, andiamone! Cari che fa rubare, dai! Mi chiamo Michele. Io stavo dicendo, mi chiamo quando caffè.
premura. Perché no. Io a lei, ispettore. Perché non si mi va? Io aspetta a lei e poi me ne muovo. Il principale disse che se lei non si scola fino all'ultima volta, quindi del carro non si muova. Ah, che aspetta su caruso. E tu le cose figlio. Oh, dici pure quando non esci, perché se no non le caro, non andiamo più. E poi c'è cominciasse a bere di più. Forza, vieni. Dai, compare, dai. Isamo, guardiamo sì, Isamo, dai. Forza. Allora, compare. Quando vengono tutti questi cafè? Allora, sono 20 cafè. Almeno 20, perché c'è un servizio a domicilio, vengono. Sentite. Compare. 24 sono. 24. Allora, ci si picciotti, salutiamo, compare! Senti, dammi 10 euro. Popone. Io già che si finisce. Vero. Caccia 10 e si manda. O principale mi disse 24 15 20 ce l'hai sul dispiccio? No, dai, più. Non me la fai gettare 20 e tu mi sallisci la papà 20 forza 21 22 23 e 24 sono 24 E a mangia! No, non venite! A mangiare! Fai poi di chiedere caffè con questa cosa non so. E tu non convinti da di che? Non venite! La usiamo ci sconto! Ci basta con la corpo che se non si è agitato. Pare che sei un danno al disco e mi fai segnale. no, non ci puoi segnare sicuramente quella perché siete fritti ma c'è fritti questa cosa non vedete Ma chi sto? Non è c'è molto di fritto. no Dico, siamo sicuri che... Va, siamo sicuri va, Vara, siamo sicuri. ossia Siccome vara la cosa è grave, ossia vara siamo sicuri che... la ginevra stonare stavolta siamo sicuri Forse era meglio se non lo va stunato. ma che succede? Buongiorno. Chi dei due, Jacopo? Intanto cerchi di parlare piano e muoversi lentamente. La signora qui presente asserisce che lei ha gettato un telefonino dalla finestra rischiando di colpirla in pieno. Ha qualcosa da dire a suo discolpo? Sindissimo ma è sicuro coscienza che poi Allora, intanto non sono coscienza. E comunque sappiamo che il telefonino è di suo marito. E sappiamo pure persino i messaggi che ha inviato di recente. 30 messaggi che parlano di 1 metro. E che non si è capito bene di che metro si tratta. E circa una 70ina di messaggi con la parola caffè. E le devo dire che stiamo indagando su questi messaggi e spero che non siano di stampo mafioso. Aspetti, ecco qua. Questa è la scheda del telefono. riconosci chi sei?
Questa glielo garantisco io, signore. Senta, maresciallo. Carabiniere semplice, prego. Senta, signor carabiniere semplice. Signora, semplice carabiniere. Semplice carabiniere. Signora, si deve prendere il gioco di me? No, ci picchio il gioco del carabiniere. Ma e poi no. Ciucciurizzi che erano così sciurosi. Ma quali sciurosi? Fossi a sapere, signor comandante. Carabiniere semplice. Sì, che mio marito ha questa forma di tirchio. Tirchio? E che c'entra l'essere tirchio, scusi? Ma come che c'entra l'essere tirchio? Ma non vedi come si muove, tutto a scatti, e che cacciava l'aria, come arrende, non lo so, tic, signora, tic. No, tirchio. vedi, c'è questa forma di tirchio. E ora... Tic, no tic. Sì, ma comandante sta parlando. E io ci stavo dicendo, Per favore, regista all'appuntato, vedi che non sono mai appuntato. E lei, per favore, stia zitta che io so cosa fare, è il mio mestiere. Diceva? Ciao, posso contare la storia ora? No, signora, basta che ci arriviamo a io ci stavo Io sono il Dabban. Brigadiere. Pure lei si cimenta. Signora, fino arriva la storia arriviamo subito al punto. Se non li conduco a tutti. Quando io la storia di Cocò. E che cosa sarebbero le tacchine? Che cosa c'entrano i tacchini in questa situazione? Ma che c'entra? Che c'entra? Intanto non tocchi la divisa e abbassi le mani. Io ci sto, che c'entra di tacchini? Cioè, ce la posso narrare, ragazzi? Basta che la narri lei e arriviamo al dunque, si sta facendo notte. La narro. Siccome mio marito, come ho detto poc'anzi, ha questa forma di ticket come di silenzio. Sì. Giovanni si vicina alla porta, aveva in mano un telefono. Ci venne un ticket, ci venne un ticket di quello più forte. Ci venne un ticket. Ci venne un ticket di quello più forte. E ci scappava un telefonino in diamante. Ma non mi sbaglio, ma ci pare che faceva affettamento. Signora, intanto la situazione la chiudiamo qui. In caso di eventuali risvolti, le auguro che questi messaggi non abbiano un seguito. Per ora la chiudiamo qui. Se no, dovrà pagare 1.000 euro e un anno di galera. Ci siamo intesi? Ci avessimo pensato prima, marito, vero? O sentiste che giocare in ca? O maresciallo? Carabiniere semplice, signora! Adesso carabiniere semplice. Andiamo, signora, su. Questo sa, niente, io so cosa fare, prego. Mi raccomando. Poveresti che faci? Ora, tocca la trama dei telefoni, con i telefonini ti faccio saltare i mani, non sa una. Dai, portano a un regina, a piazzare. Sì, va bene. Gianluigi, mi chiami questo numero per favore. Certo, dimmi. Ma che sta succedendo? Tieni, papino, prego. Non te ne segare, dai! Non te ne segare! Dai! No! Mi rischi un carabinieri, tu tocco un telefonino, Cosa stai dicendo? Perché io non ti sto capendo, papà. Allora, tu spiego, tuo padre è diffidato da Telecom, magari di carabinieri, quasi si sa pigliare un porto d'armi per portare il telefono. tu rischi non porto, no? Su, dai, papà, che c'è Luigi, aspetta, dai. Vai, dai. Dici Luca che ci saranno i numeri. Gianluigi,
Gianluigi, sei pronto? Ma certo! È già da un po' che aspetto Uffi! È vero. Siniero, ma spicci! Sì! Due! No, 9! Ripetere il numero, voce sconosciuta, ripetere il numero. Ma sta parlando con me! Ma che telefono? Gianluigi! Gianluigi! Sì, Giampiero! Sentivo dei rumori strani, ma cos'erano? Non ci devi cagare, Io non lo sto capendo più che sta succedendo in questa casa. Senti che fai? Figlio mio, vieni con me a Gabbana. Sì. Ti scrivo la lista che aveva a cantare tu. No, non ti preoccupare, mamma. Andiamo. Domani, Comora, è sopra una valanza. Chi? È come sopra una valanza. Una valanza. Ma chi? Con questo sarà più facile scrivere un messaggio. E chi scrivo? Ora scrivo che tu carissi me moglie. Sopra una valanza. 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 Magari questo non nasce proviamo una non può essere a vincere io vai a vincere prova tanto mi chiedo abbiamo un nuovo elemento, balanza, che significa bilancia, che bilancia sta per legge. Quindi lei, con qualcun altro, sta cercando di sovvertire lo Stato e sta favoreggiando ambienti criminali. Io non lo voglio passare a nudo, Ci penso io. È Mario. Mario? Ciao, gioiello bello! No, non c'è bisogno di nessuna replica. No, è niente, che c'è stato un equivoco. Poi passo io e ti spiegherò il tutto, va bene? Ciao, e grazie della tua super velocità nel venire. Grazie veramente. Ciao, ti voglio bene. Pace. E niente, erano un po' di dell'ambulanza, li ho fatti andare via. Vabbè, intanto venga con me al comando che risolviamo questa questione, dai. Ma sì, sei da maresciallo!
Carabiniere semplici, signore. Sì, però io ci volevo sentire due parole. Lui proprio non ce la fa. Incapace. Incapace non mi interessa. Andiamo subito al comando e risolveremo questa questione. Mi avete di intendere di volere. Ma non che mi portate a casa il Papino bello! Erano meglio i tempi passati. Manco bisogno di telefonati. Ora che siamo questi cosi moderni, faremo diavoli scappati d'inverni. Siamo oramai di piccoli parrari, solo messaggi sapevo mandare. E lo povero Jacopo, che non si può insegnare, venite che qua ci tocca passare. Parlare di prima è tempo perso, e allo moderno c'è le magliere da presso. Solo un proverbio lo voglio lasciare. Abbraccio moderno e ho passato non scordare. Un grazie particolare al signor Di Stefano per il suo supporto e la sua disponibilità come sempre. No, può passare. Ogni anno è senza capire, un sapo con chiamava a fine con me, ti speciali. Grazie di cuore a tutti quelli che veramente sono impegnati perché venisse fuori una bella recita e nello stesso tempo per riuscita. No, i difetti non sono visti. No. Signor Paratore, si sono visti i difetti? No. Lei che è un esperto. Appunto, ma c'era qualcun altro. Magari. Bene, grazie a voi, grazie anche alla direzione alla dirigenza insieme al consiglio di circolo, o meglio ormai
dell'istituto omnicomprensivo che ci ha dato la possibilità di utilizzare la sala, perché non è che sia sempre facile, e quindi grazie a tutti quelli che il signor Di Stefano è stato detto, perché la sua presenza per la dirigenza questa è una garanzia. Grazie di cuore a tutti quelli che anche avete acquistato i biglietti. Speriamo che la seconda parte della serata possa riuscire abbastanza bene. Comunque ci sarà qualche piccola cosa, adesso qualche sorpresa, ma non sono io. Invitiamo a rimanere seduti. Fermi tutti dove siete. Siccome questa sera non è solamente carnevale, ma è anche uno scherzo che avete voluto nella vita e vi siete innamorati, ed è San Valentino, abbiamo una sorpresa. Quindi adesso passeremo a distribuire dei biglietti che serviranno per un sorteggio, quindi per le coppie. Quindi se pazientate ancora un minuto, giusto il tempo di organizzarci.